Industria Veneto Est sul tema zona logistica semplificata, quali prospettive e sviluppo tra agevolazioni e semplificazione amministrativa. Allora, saluto i nostri ospiti e li ringrazio veramente di cuore di essere qui. Il vicepresidente delegato al territorio di Venezia Mirko Viotto, il direttore della sede di Venezia Giampaolo Fagioli e il direttore della sede di Rovigo Massimo Barbin. Grazie anche al nostro dirigente Dennis Wellington, l'assessore, il vice sindaco Tomaello dovrebbe collegarsi a breve via col telefono, insomma, e quindi non appena si collegherà gli daremo la parola per un saluto. Allora, la commissione di oggi continua la serie di incontri che abbiamo iniziato dedicati all'approfondimento del tema della ZLS, la zona logistica semplificata, uno strumento strategico per favorire lo sviluppo economico e la competitività del nostro territorio attraverso delle semplificazioni burocratiche e amministrative, degli incentivi per le imprese che operano nell'ambito portuale e retroportuale. In particolare, e ne sono molto felice, appunto lo ripeto, l'audizione di oggi vede la partecipazione di Confindustria, Venezia e Rovigo, soggetto molto attivo nel dialogo tra le istituzioni e il sistema produttivo, e il cui contributo sarà molto fondamentale per comprendere se ci sono eventualmente delle criticità, quali sono le potenzialità e le prospettive legate all'implementazione della ZLS. La Commissione intende quindi, la nona Commissione congiunta con la quarta e la settima intendono chiaramente avviare un confronto costruttivo basato sull'ascolto, sul dialogo, soprattutto sulla cooperazione e collaborazione per costruire e contribuire alla definizione di un modello di sviluppo sostenibile e soprattutto competitivo per il nostro territorio. Quindi non andrei oltre e darei subito la parola al vicepresidente Viotto. Grazie. Schiacci il pulsante sotto. Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie Presidente per l'invito. Parliamo di ZLS, sicuramente un argomento molto importante ed è sicuramente fondamentale per il territorio, che è giusto approfondire. È un'iniziativa che è partita tanti anni fa dal nostro past president Vincenzo Marinese, e attualmente è diventata operativa l'anno scorso. Purtroppo l'anno scorso i tempi sono stati molto ristretti, perché in 2 mesi dovevamo rendere effettivi degli investimenti. Potete capire che sugli 80 milioni che erano stati resi disponibili l'anno scorso, in 2 mesi ben pochi sono stati spesi. Quest'anno è stata rifinanziata dal 1° di gennaio fino al 30 novembre, sono stati messi a disposizione 80 milioni, ma chiaramente questi vanno divisi per altre ZLS, che poi spiegherà in maniera più dettagliata il dottor Barbin. Perché dico questo? Perché purtroppo i tempi sono stretti, anche i tempi di attuazione e di esecuzione degli investimenti delle opere sono molto stretti, e quindi c'è l'auspicio che questa ZLS possa essere rifinanziata per il futuro, ma con un tempo, scusatemi la revisione temporale, abbastanza lungo, in modo da poter permettere alle imprese di poter fare investimenti e di poterli ammortizzare. È sicuramente uno strumento importantissimo per il nostro territorio, perché avrà e può avere la capacità di attrarre investimenti. Abbiamo un territorio fantastico, che è quello di Porto Marghera e qualche altro comune limitrofo, ma fondamentalmente, se ci concentriamo su Porto Marghera, le potenzialità sono enormi. Non esiste altre zone che hanno le nostre potenzialità. Dobbiamo essere bravi a sviluppare, perché abbiamo un retroporto sviluppatissimo, collegato con autostrada, aeroporti, ferrovia, quindi è fantastico. Abbiamo un porto. L'insediamento di nuove aziende o l'adeguamento per nuovi prodotti di aziende esistenti nella ZLS è un'opportunità unica, quasi rara. Vale la pena
approfittarne. Ci sono chiaramente dei vincoli giuridici, tecnici che poi ci spiegherà il dottor Barbin, con l'auspicio che possa essere rifinanziata per il futuro, perché qualsiasi impresa, se non ha un arco temporale almeno di 3 anni, è impossibile che possa fare un investimento, anche solo pianificare un edificio, un capannone, ordinare dei macchinari, installare dei macchinari, potete capire che in un anno si fa ben poco. Visto che le ZES sono state finanziate nel sud Italia per un periodo molto lungo con importi importanti, ritengo che anche le ZLS del nord Italia nel futuro saranno finanziate, però stiamo parlando del futuro e con la speranza. Detto questo, io sono ottimista faccio l'imprenditore, quindi sono di default ottimista, quindi ho la speranza che tutto questo venga rifinanziato e, come vi ho detto prima, è una grandissima opportunità per il nostro territorio. Detto questo, non vorrei portare via altre parole